Fari puntati della Polizia Provinciale su tutte le arterie stradali che portano alla Valle dei Templi e nei principali siti di interesse turistico e culturale, tra cui anche la Scala dei Turchi. Il corpo di polizia del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha infatti potenziato il servizio, affiancando alla vigilanza dinamica delle pattuglie stradali una vigilanza fissa con presidio di personale operante in orario antimeridiano e pomeridiano. Un provvedimento resosi necessario a causa dell'elevato transito di veicoli diretti alla Valle dei Templi. Sulla strada provinciale panoramica dei Templi l'intenso traffico ha prodotto code di veicoli in entrata e in uscita dal parcheggio prospiciente al Tempio di Giunone, creando criticità alla viabilità. Presidio potenziato in occasione di eventi culturali organizzati dall'Ente Parco Archeologico di Agrigento. Continuano incessanti inoltre i controlli della gente sulle strade di interesse turistico, sotto la lente di ingrandimento della provinciale, la sosta selvaggia lungo la strada che porta alla Scala dei Turchi di Realmonte. Nel solo periodo estivo la Polizia Provinciale ha elevato ben 186 verbali. C'è da fare tanto perché si parla di due arterie stradali provinciali, la 4 e la 68, che sono meta di un notevole flusso turistico, quindi con dei turisti che giustamente devono parcheggiare, sostare per usufruire delle bellezze che abbiamo. I servizi sono stati potenziati proprio per questo motivo. Si immagina lei che il giorno 21 di agosto qui al Parco Archeologico hanno avuto 6.000 presenze, quindi l'afflusso di macchine è stato enorme, tant'è che abbiamo dovuto fare dei servizi straordinari di vigilanza fissa proprio per andare a smaltire l'enorme traffico veicolare che avevamo sulla Provinciale 4. Alla Scala dei Turchi pure siete presenti in maniera massiccia? Sì, anche alla Scala dei Turchi siamo presenti, ma proprio giornalmente, mattina e pomeriggio, e anche sulla 71 che lì abbiamo dei tornanti con un flusso veicolare di mezzi pesanti. Il vostro compito non è solo quello di controllare, diciamo, la viabilità, ma anche altro, no? Oltre alla viabilità, che in questo periodo è la più importante, proprio perché tanta gente si recava nelle zone balneari, controlliamo anche le problematiche relative all'abbandono dei rifiuti, quindi rifiuti speciali, pericolosi, e abbiamo già in itinere una serie di procedure di sequestro proprio perché si tratta di abbandoni abbastanza complicati e complessi.